alpini, da Zaia a Fedriga, i governatori di Veneto e Friuli Venezia Giulia si schierano al fianco degli alpini. Chi ha sbagliato deve pagare, ma non bisogna generalizzare, le adunate non si toccano. Accuse orchestrate per distruggere gli alpini, gli apprezzamenti alle donne dovrebbero esserne onorate. Ieri sera focus l'ira di Giancarlo Gentilini per la bufera sugli alpini. Troppe incertezze sul futuro, i lavoratori del petrolchimico occupano dalla scorsa notte lo storico capannone di Marghera in presidio permanente. Cronica carenza di organico, proclamato lo stato di agitazione del personale amministrativo della Procura di Treviso. A breve potrebbe arrivare uno sciopero. Alessandro Benettoni incontra i giovani all'Università di Padova, un confronto con gli studenti che troppo spesso non vengono considerati dalla politica e dall'economia. Intanto, ad una settimana dai festeggiamenti per gli 800 anni del Bo, l'Ateneo apre ai cittadini i suoi luoghi del sapere con il Grand Tour delle Scienze. Vaga smarrito in centro a Porto Gruaro, capriolo intercettato dalle guardie venatorie e liberato nell'oasi naturalistica di Valle Vecchia a Caorle. Edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. In primo piano ancora le polemiche scoppiate dopo le accuse di presunte molestie durante la 93esima adunata degli alpini dello scorso fine settimana a Rimini. Ebbene, i presidenti delle regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia si schierano al fianco delle penne nere e dicono: chi ha sbagliato deve pagare, ma non bisogna generalizzare, poi giù le mani dalle adunate. Accertare i fatti, punire chi ha sbagliato, ma le adunate degli alpini non si toccano. I governatori di Veneto e Friuli Venezia Giulia sono chiari dopo le presunte molestie che si sarebbero verificate lo scorso fine settimana durante la festa alpina a Rimini. Episodi che hanno portato ad una petizione online per chiedere la sospensione per 2 anni delle adunate. Io non la firmerò e non deve neanche passare il concetto che se uno non firma è a favore dei fatti che sono accaduti, perché quei fatti vanno condannati, sono gravissimi, ma da qui a dire che si chiude una manifestazione come questa è come se lo facessimo per un concerto piuttosto che per altre iniziative. Cioè, qui ci sono responsabilità soggettive dei singoli che si sono comportati male, vanno puniti, ma da qui a dire che l'Associazione Nazionale Alpini è un'associazione di poco di buono, decisamente no. Anche il collega del Friuli Venezia Giulia, Fedriga, difende le adunate e quello che rappresentano le penne nere. Adunate al 100%. Penso che se qualcuno si è comportato male deve pagare, ma mettere sotto processo, come purtroppo sta avvenendo da parte di una frangia. E il glorioso colpo degli alpini lo ritengo inaccettabile. Io difendo gli alpini, li ringrazio per quello che hanno fatto e soprattutto per quello che rappresentano. Adunate che non si toccano nemmeno per il presidente Zaia, che ribadisce: non si deve generalizzare, la mela marcia deve pagare. Ci sarà quella di Udine, ma poi abbiamo 2 candidature in Veneto, ovvero Vicenza e poi anche Verona, io spero. Avremo l'interregionale ad Asiago. Io direi che la generalizzazione non fa bene a nessuno, è giusto che si identifichino i responsabili e la si chiuda velocemente, dopodiché mettere in croce tutta la dunata agli alpini decisamente no. Io gli alpini li conosco per la solidarietà, per la compassione, per la voglia di fare per la comunità. E lo stesso Zaia ha detto: non commento dichiarazioni che non conosco. In merito alla nuova bufera attorno all'assessore regionale di Fratelli d'Italia Elena Donazzan, che in merito proprio alle accuse agli alpini ha commentato: se mi fischiano dietro sono contenta. Per il PD Veneto parole gravi, mentre il Movimento 5 Stelle ne chiede le dimissioni. E ieri sera, nel corso della trasmissione Focus condotta dal direttore Luigi Baccialli, un Giancarlo Gentilini indignato contro le accuse alle penne nere. Anch'io, quando andavo a sfilare e la gente ti veniva incontro, dicevo: ciao amore, ciao bella donna, ciao, ma era una cosa che era insita nell'animo degli alpini. Ma fare questa campagna vergognosa, sporca, ma questo soltanto è un prodotto della sinistra che sta cercando di distruggere la nostra realtà alpina. C'è qualcuna che ha detto che ha avuto espressioni sulla sua bellezza femminile, ma credo che
che fosse una cosa di cui una donna può sentirsi anche onorata, perché io non ho visto stupri di gruppo, non ho visto rapine, non ho visto niente quello che sta succedendo in ogni momento nella realtà italiana. Se qualcuno ha sbagliato deve essere punito, perché io non transigo con la giustizia, hai capito? Ma soltanto su queste offese che non hanno nessun fondamento è veramente da buttare alle ortiche. Io credo che sia tutta una cosa orchestrata da coloro che vogliono distruggere uno degli ultimi monumenti della italianità, perché io ho fatto 50 dunate in tutta Italia. Sì. Non ho mai visto televisioni che dopo la dunata giravano a intervistare persone, donne, tutto quanto. Quindi io penso che sia una programmazione ben orchestrata. Sono state raccolte con una petizione 13.000 firme con l'obiettivo di sospendere per 2 anni le adunate. Credo che sia una delle follie dell'età moderna, hai capito? Quindi nessuna, dico al Presidente nazionale, non ti curar di loro, ma guarda e passa. Non meritano neppure di essere segnalati, meritano soltanto la discarica chi vuol distruggere l'alpinità e gli alpini. Voltiamo pagina con i lavoratori che occupano in presidio permanente lo storico capannone di Porto Marghera al petrolchimico contro le scelte del comune e le troppe incertezze legate al futuro. I materassi matrimoniali poggiati in platea a testimonianza della prima notte di presidio appena trascorsa al capannone del petrolchimico di Porto Marghera. La protesta contro la chiusura dello stabilimento del cracking e contro la decisione del comune di aver acquistato il fabbricato da Eni per meno di 4.000 euro senza aver prima sottoscritto il protocollo d'intesa con le organizzazioni sindacali, dicono compatti operai e sindacati. Per protestare verso questa mentalità una mentalità del padrone che dice io acquisto, non discuto con nessuno perché ho già un'idea, ma è un'idea che molto probabilmente non coincide con l'idea dei lavoratori, del lavoro e dell'impegno sindacale. A dare totale solidarietà ai lavoratori e sindacati anche il segretario regionale del Partito Democratico, il veneziano Andrea Martella. Questione che sarà oggetto di interrogazione parlamentare presentata nei prossimi giorni in aula dal deputato veneziano del Partito Democratico Nicola Pellicani. Questo non è un luogo della memoria solamente, un luogo del ricordo, un museo. Questo è un luogo vivo. Solo qualche giorno fa c'è stata un'assemblea importantissima sul futuro del cracking che Eni ha deciso in modo unilaterale di chiudere senza presentare un progetto concreto di alternativa per il futuro di Porto Marghera. Quindi io sono qui per solidarietà, per portare tutto il mio sostegno a questa iniziativa del sindacato e dei lavoratori e mi farò promotore di questa iniziativa in Parlamento per sensibilizzare tutti su questa questione. Presidio destinato a perdurare a lungo, annunciano i sindacati che hanno anche lanciato una petizione online. Noi vogliamo dargli una prospettiva, non vogliamo semplicemente dire che il sindacato deve restarci dentro, noi vogliamo che questo diventi la casa di tutti i lavoratori di Venezia, perché è uno spazio che appunto può continuare a vivere e per questo lo racconteremo nelle prossime settimane in cui saremo qui e speriamo che siano molti le cittadine e i cittadini, i giovani, gli studenti, avremo qui gli universitari nei prossimi giorni che vengano a raccontarci perché questo luogo deve restare un luogo della città aperto a tutti e non diventare un museo che rappresenta solo il passato. È stato di agitazione anche nel personale amministrativo della Procura di Treviso, scopertura di organico del 40%, a breve potrebbe arrivare uno sciopero. Ci sono una serie di servizi che occorre garantire, è chiaro che si resta indietro, è chiaro che si accumula arretrato, è chiaro che come dire, a farne le spese sono i cittadini.
La matematica non è un'opinione e i dati sono chiari. La pianta organica del personale amministrativo della Procura di Treviso dovrebbe contare 42 dipendenti, cifra già datata e insufficiente, ma la realtà è quella di appena 26 lavoratori, una scopertura del 38%. Cifre ormai intollerabili. Per questo, dopo un'assemblea, è stato dichiarato lo stato di agitazione del personale, preludio all'apertura di un tavolo in prefettura al quale i sindacati chiamano tutte le istituzioni. In gioco il funzionamento della giustizia. Ci chiediamo, attacca la CISL, come si possono assistere un procuratore e 12 sostituti procuratori con una insufficienza di organico così drammatica, dovendo peraltro assicurare allo stesso tempo tutti gli altri servizi e uffici, come le spese di giustizia, il dibattimento, le esecuzioni penali, il personale, il casellario giudiziario, gli sportelli per il pubblico. Un problema, peraltro, non recente. L'età media nella pubblica amministrazione, anche negli uffici giudiziari, lo sappiamo, è alta, la gente va in pensione, i pensionamenti sono una costante, le assunzioni che negli ultimi anni sono state fatte sono come gocce nel mare e tutto questo ha, determinato questa situazione. E le risposte fino ad ora sono state irrisorie. La Procura fa delle richieste al Ministero, però non hanno portato a nessuna sorte. Il numero dei dipendenti rimane assolutamente insufficiente rispetto alle attività che deve svolgere. Concorsi adesso ce ne sono, però l'immissione in servizio non sappiamo quando avverrà. Per tamponare la situazione attuale, prosegue la CISL, si potrebbe attivare un interpello straordinario, una mobilità da altre amministrazioni o delle convenzioni, ad esempio con il Tribunale, per la gestione in comune di alcune incombenze. Diversamente sarà impossibile ormai garantire il funzionamento della giustizia in tribunale con tutto quello che ne consegue. Abbiamo bisogno di un segnale forte, andiamo dal prefetto perché ci sia appunto questa istanza e tutte le istituzioni devono essere della provincia di Treviso coinvolte, quindi anche il comune, la provincia, la regione. Interrogatorio in carcere per Stefano Fattorelli, l'uomo che martedì ha tentato di uccidere la moglie dalla quale si stava separando, resta in cella. Il giudice infatti ha convalidato l'arresto. Solo la forza di volontà di una donna che vuole vivere a tutti i costi e il fatto di trovarsi in una casa con possibilità di fuga. Questo ha permesso alla 51enne operatrice sanitaria aggredita dal marito, ora in carcere, di salvarsi. Stefano Fattorelli, accusato del tentato omicidio della moglie da cui si stava separando, non ha colpito la donna solo alla schiena con una coltellata, ma le ha inferto numerosi colpi anche al torace e in una zona molto vicina ai polmoni, colpi in grado di uccidere. Prima di crollare a terra, la 51enne ha lottato, fuggendo nelle stanze della casa e riuscendo ad aprire il portone d'ingresso per dare l'allarme ai vicini. Sul suo corpo molti lividi, prova tangibile di una colluttazione, un'aggressione che sembra una fotocopia di quella che Stefano Fattorelli mise in atto nel 1999, quando uccise la compagna di allora, Vilma Marchi, 50enne, aspettata fuori da un cimitero di Grezzana nel Veronese, fatta salire in auto e uccisa con 33 coltellate. Per questo delitto aveva scontato 6 anni di carcere, poi nel 2011 era tornato in cella con l'accusa di stalking nei confronti di una psicologa del carcere che si occupava della sua rieducazione e con cui aveva allacciato una relazione. Ora le condizioni della 51enne sono stabili ma ancora gravi, nonostante sia stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico in azienda ospedaliera. La storia con l'attuale compagna si era conclusa da poco, intorno al 20 di aprile. In questo periodo iniziano a comparire sul profilo Facebook dell'uomo messaggi infamanti e carichi di odio, un'escalation culminata con l'aggressione di martedì all'interno della loro abitazione di via Cafasso a Larcella. Visti i precedenti, questa mattina il giudice, dopo l'interrogatorio di garanzia avvenuto al Due Palazzi, ha convalidato l'arresto con la custodia cautelare in carcere, una misura che il pubblico ministero aveva chiesto fin dalle prime ore del fermo. È in gravi condizioni all'ospedale il motociclista 37enne che ieri sera si è schiantato contro un'auto a Conegliano. Entrambi i mezzi hanno preso poi fuoco nell'impatto. Prima lo schianto, poi le fiamme che hanno avvolto entrambi i mezzi, riprese dai testimoni atterriti per quanto stava accadendo. E l'arrivo in emergenza dei vigili del fuoco e dell'ambulanza del SUEM. C'è un 37enne grave in ospedale a Treviso dopo l'incidente avvenuto poco dopo le 21 di ieri sera a Conegliano. È il Centauro che si trovava in sella alla moto finita per cause da accertare contro una Golf guidata da un 30enne.
L'auto stava per entrare nel parcheggio di un locale quando è sopraggiunta la moto dalla direzione opposta lungo la Ponte Bala verso San Bendignano. Impatto violentissimo, il 37enne è stato sbalzato diversi metri in avanti, mentre in pochi istanti entrambi i mezzi hanno preso fuoco. Fiamme che hanno scatenato il panico tra chi si trovava lì e chi passava nei dintorni. L'automobilista ferito leggermente ha fatto in tempo a uscire dalla vettura prima che fosse troppo tardi. Molto gravi invece sono apparse subito le condizioni del 37enne centauro intubato e trasferito d'urgenza in ospedale, mentre i vigili del fuoco spegnevano il rogo che ha distrutto auto e moto. Sul posto per i rilievi sono giunti gli agenti del commissariato di Conegliano. Adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta questo pomeriggio allo stadio comunale di Nove, i funerali di Giacomo Del Fiacco, il giovane morto in un tragico incidente stradale in Viale Asiago. Queste le note dell'ultimo viaggio di Giacomo Del Fiacco, arrivato allo stadio comunale di Nove tra gli applausi degli spalti delle quasi 1000 persone, oggi qui per dare un ultimo saluto ad un compagno di squadra, ad un amico, ma anche a un fratello e un figlio. Tante le lacrime per la morte improvvisa di Giacomo, o Mini, come lo chiamavano loro, gli amici di una vita. Piangiamo questa partenza, la cui drammaticità ci lascia sgomenti, atterriti, sconfitti. La vita in Giacomo pulsava a 1000, ce lo ricordiamo tutti, incontenibile, inarrestabile, prepotentemente vivo. Troppo vivo per pensare che la vita abbia smesso di fluire in lui. Uno stadio questo dove tutto ebbe inizio, da qui Giacomo tirava i suoi primi calci al pallone, da questi spalti iniziava ad amare il calcio, da quel campo le sue prime vittorie sconfitte ed è da qui che oggi saluta per l'ultima volta i suoi tifosi. Buon viaggio Giacomo. Lasciamo la cronaca, andiamo a Padova dove oggi l'imprenditore trevigiano Alessandro Benetton ha incontrato i giovani all'università, un confronto con gli studenti che troppo spesso non vengono considerati né dalla politica nemmeno dall'economia. Mi piace sempre ricordare che le cose importanti le hanno sempre fatte nella storia, in tanti casi persone sotto i 30 anni, perché hanno quel coraggio che tante volte a chi ha già magari preso qualche botta se l'è dimenticato. È bello vedere che queste iniziative nascono proprio dai giovani stessi. Io ho molta fiducia e ritengo che queste nuove tecnologie offriranno a loro tante belle opportunità. Sta anche a noi un po' più avanti con gli anni far sì che loro abbiano un percorso facilitato. Un'aula gremita di studenti dell'Università di Padova ha accolto Alessandro Benetton per un incontro per parlare di giovani ed impresa, approfittando del libro in cui l'imprenditore trevigiano si racconta. Un'occasione per parlare proprio ai più giovani, quelli che hanno sempre meno voce e sempre più idee. Sembra che tante volte gli adulti si dimentichino come si sono sentiti loro quando erano giovani. È un incoraggiamento che va dato ai giovani perché si facciano sentire di più, e un incoraggiamento invece per chi sta nei posti dove c'è la possibilità di dare più spazio a qualche idea che tante volte può essere quella che fa veramente la differenza. Un libro nato dagli stimoli che i nuovi media danno, dal confronto che ne è nato un'occasione per raccontare successi e anche i fallimenti. Ho ragionato sul fatto che tante volte, per quanto appunto la mia posizione fosse particolare, privilegiata sicuramente in tanti passaggi, però aveva anche delle similitudini su come si sentivano questi giovani. E per cui insomma a quel punto un vecchio album di ricordi e di emozioni messo assieme con tanti anni di lavoro, di esperienza e di partecipazioni di 21 Invest, di avventure, di cose che sono andate bene, di cose che sono andate meno bene, poteva diventare qualcosa di utile anche per questi ragazzi. E l'Università di Padova la settimana prossima si festeggerà gli 800 anni
anni, evento che porterà in città il capo dello Stato Mattarella. Intanto l'Ateneo apre ai cittadini i suoi luoghi del sapere con il Grand Tour delle Scienze. 8 secoli di storia in 8 luoghi da visitare, un Grand Tour delle scienze tra arte e natura per celebrare gli 800 anni dell'Università di Padova. L'Ateneo per questa ricorrenza speciale apre le porte alla cittadinanza e ai turisti dei suoi luoghi più prestigiosi, tutti i sabati e le domeniche e le festività con un biglietto unico sfruttabile per un anno e un sistema di aperture coordinate. Sono pensate come delle aperture veramente straordinarie tutti i sabati e le domeniche dal 21 di maggio fino a marzo del 2023, con un biglietto unico sarà possibile visitare appunto non solo Palazzo Bo e l'orto botanico più antico del mondo, ma anche appunto Liviano, la Sala dei Giganti, il Museo Archeologico ed Arte che è stato progettato da Gio Ponti, il Museo di Storia della Fisica, il Museo di Geografia che è il primo e unico in Italia e il Museo Macchine di Enrico Bernardi che conserva la prima macchina a motore italiana. Quindi veramente un'opportunità per tutti i cittadini di tornare anche in date successive a visitare questi luoghi della scienza prestigiosi a Padova. Il percorso incredibile del Grand Tour include anche il giardino storico di Villa Parco Bolasco a Castelfranco. Il ticket costa 20 euro, 35 per il biglietto famiglia. Un'occasione unica per vedere luoghi come il Teatro Anatomico, dove nacque la scienza moderna, e vedere anche un cimelio unico recuperato dagli archivi dell'Università di Padova. Un video delle celebrazioni dei 700 anni del Bo nel maggio del 1922, con la visita del re Vittorio Emanuele III e la sfilata dei rettori delle università italiane, proprio come quella prevista per il prossimo 19 maggio. La Polizia Metropolitana Ittico-Venatoria nel pomeriggio ha rimesso in libertà un capriolo che qualche ora prima era stato avvistato in pieno centro a Portogruaro, a 2 passi dalla caserma dei Carabinieri. Non è la prima volta che accade a Portogruaro, spesso le pattuglie trovano le carcasse degli animali dopo che sono stati investiti da qualche auto. In questo caso il capriolo è stato avvicinato e immobilizzato seguendo tutte le attenzioni del caso, dopodiché è stato liberato nell'oasi naturalistica di Valle Vecchia a Caorle. Il proliferare di animali di media taglia come caprioli, cervi, cinghiali ha indotto la città metropolitana a installare sulle strade provinciali di sua competenza una cartellonistica specifica che indica la possibile presenza di animali selvatici vaganti e a informare anche gli altri enti che gestiscono le strade. Con queste immagini chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito e buona serata. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del Contadino a Dolo e Massanzago. Bentrovati al meteo. Un lieve cedimento della struttura anticiclonica favorirà l'arrivo di qualche temporale nel corso del weekend. Vediamo il dettaglio di sabato 14 maggio. Sul Veneto avremo un'alternanza di nuvole e rasserenamenti. Al mattino precipitazioni piuttosto diffuse. Di pomeriggio piogge in esaurimento in pianura, ancora qualche acquazzone invece in montagna. Temperature gradevoli, minime tra 14 e 17 gradi, massime comprese invece tra i 23 e i 26 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso avremo un ampio soleggiamento, sulla zona montana però probabili rovesci nel corso del pomeriggio. Temperature minime sui 16-18 gradi, massime sui 25-26 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Al mattino annuvolamenti con precipitazioni diffuse come vediamo, ma in esaurimento al pomeriggio. Temperature minime intorno ai 17 gradi, massime sui 26 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del Contadino a Dolo e Massanzago.